La scossa di terremoto che ha colpito la Croazia poco dopo mezzogiorno si è fatta sentire anche nel Bassanese. I lampadari di molte abitazioni si sono messi a ballare a causa dell'onda sismica che è stata distintamente avvertita in tutto il Veneto. Ai piani alti di qualche palazzo hanno tintinnato anche i bicchieri nelle credenze e alcune persone hanno sentito sedie e tavoli tremare. Tanta paura quindi, e qualcuno si è anche rivolto alle forze dell'ordine per segnalare il fatto e chiedere se ci fosse da preoccuparsi. Ma non ci sono stati danni di alcun genere. Il terremoto ha colpito l'area di Zagabria con una magnitudo stimata di 6,5 Richter. La scossa si è avvertita in maniera assolutamente importante, forte, e i più vecchi si ricordano il 76 con il terremoto del Friuli. E c'è da dire che poi le immagini che stanno arrivando da Zagabria e quindi dalla zona dell'epicentro, con 6,4 come diceva lei, sono immagini devastanti, per cui il fatto che si senta a centinaia di chilometri dà una dimensione di quanta forza abbia avuto questa scossa di terremoto.